attaccare poi, ci attaccare poi. Il punteruolo rosso è un coleottero innocuo per l'uomo ma capace di svilupparsi sulle palme, rappresentando una seria minaccia per la conservazione del nostro patrimonio arboreo e della identità paesaggistica dell'Agrigentino. L'insetto sta distruggendo le palme di San Leone, sia delle abitazioni di privati che quelle presenti sul suolo comunale. Queste immagini si commentano da sole, con la chioma ormai morta. Il punteruolo rosso infatti si nutre delle parti tenere e scava inizialmente lunghe gallerie nel germoglio centrale che possono fungere da via d'ingresso per marciumi secondari con conseguente danno strutturale per poi passare a tutte le foglie e i fiori. Il punteruolo rosso delle palme è oggetto di lotta obbligatoria come previsto dal decreto ministeriale del 7 febbraio del 2011 e chiunque sospetti o accerti la sua comparsa è obbligato a darne comunicazione. Nella frazione balneare di San Leone ed in particolare in Viale Emporium, in Via dei Pini e alla lungomare Falcone Borsellino sono stati già segnalati e accertati casi di palme attaccate dall'insetto. L'assessore comunale al verde pubblico di Agrigento Rosalda Passarello invita i possessori di palme a segnalarne l'ubicazione e, se possibile, fornire la documentazione fotografica delle stesse. Il servizio è passato al settore dell'agricoltura e al servizio fitosanitario al quale va inoltrata la richiesta presso l'ispettorato dell'agricoltura in piazzale Ugo Lanamalfa. Gli agronomi verranno a visitare la pianta e prescriveranno le dovute azioni da intraprendere per tentare di salvare la pianta. Altrimenti prescriveranno l'abbattimento. Naturalmente questo per quanto riguarda i privati che se ne devono occupare e caricarsi dell'intero costo. Questo lo trovo profondamente ingiusto perché fino a 6 mesi fa la gestione veniva fatta dall'azienda e gli abitanti di Sciacca, Lampedusa, Palermo eccetera non hanno tirato fuori una lira, mentre adesso diciamo, la città di Agrigento e altri paesi dove si proporrà questo coleottero dovranno affrontare delle spese ingenti e notevoli. Noi inizieremo a fare una disinvestazione, già ho fatto un atto di indirizzo ai dirigenti del settore verde pubblico perché si attivino al più presto a iniziare la disinvestazione di queste palme, soprattutto quelle che insistono in piazzale Aster di San Leone e Villa Pertini. Faccio un appello a chi tiene alle palme di cominciare a fare dei lavaggi rivolgendosi alle ditte specializzate per tentare almeno di salvarne. Tenete conto che quando c'è una palma in vetta nel raggio di 300 metri il coleottero vola e può quindi colpire le piante del giardino accanto. Quindi nei primi segnali, che sono quelli di vedere le palme sfaccettate nelle punte o la palma dove manca il nucleo centrale, cercare di chiamare gli agronomi dell'ispettorato all'agricoltura e che tempestivamente verranno eccetera. Noi per conto nostro istituiremo una squadra con 2 vigili urbani e 2 dell'assessorato verde pubblico che andranno in giro soprattutto a San Leone per vedere se ci sono palme in vetta e individuare le azioni da fare.